Facciamo l'applauso che serve sempre a capire quello che è l'indice di gradimento che poi riserverete alle ragazze quando saranno su questa passerella davvero speciale, tutte quante raggianti, tutte quante sorridenti, a sfilare davanti a voi, amici del pubblico, che siete veramente, uso un aggettivo che sicuramente vi renderà giustizia, meravigliosi. Avete deciso di essere qui con noi questa sera con la selezione di Miss Grand Prix, avete deciso di cenare, di mangiare, perché sicuramente sapete che Villa Bonis è il top, è il massimo per quanto riguarda l'enogastronomia, ma soprattutto avete deciso di essere qua in maniera amichevole, in maniera sostanzialmente portata ad applaudire le miss che arriveranno tra poco, ed è una cosa che sicuramente per quanto vi riguarda giungerà spontanea, però dovete sapere che c'è anche il lato dolente della vicenda. Il lato dolente è dovuto alla giuria, ma non giuria fine a se stessa, che è una giuria deputata ai riti della bellezza, è una giuria certamente qualificata, però la giuria essenzialmente è anche diciamo temuta dalle partecipanti. Però questa sera devo dire che insomma, i nostri amici che sono in commissione hanno tutti quanti un qualcosa che li accomuna, hanno la capacità di essere professionali. Ebbene, ve li voglio presentare, quindi non è una giuria numerosissima, tra l'altro ha anche una caratteristica che mi sembra giusto evidenziare, perché di solito le giurie, quando ci sono i concorsi al femminile, le giurie sono prevalentemente maschili. Questa sera invece avviene esattamente l'opposto. Signore e signori, in giuria Patrizia Zanolla, make-up artist. Facciamole un applauso perché ultimamente dovete sapere che questa splendida signora ha attraversato un percorso professionale davvero ineccepibile. Vorrei anche aggiungere Mara Zanolla. Mara, un bel applauso. Mara Zanolla, ecco, perché io sono abbagliato dal faro e quindi non posso vedere, ma ecco, Patrizia dov'è? Allora sta. Patrizia? Facciamo un applauso, dai, no, vabbè, insomma, oh ragazzi, bisogna anche dire una cosa, che le belle donne è giusto, l'ingegnere insomma, è una persona che se ne intende. Patrizia, ti vuoi accomodare? Ho appena esaltato le tue capacità professionali e naturalmente eravamo tutti quanti ansiosi di saperti al tavolo della giuria con noi. Mara Zanolla, vi accomodate man mano che vi chiamo, per cortesia, eccoci, e facciamo le cose per bene. Mara Zanolla, l'applauso mi pare giusto e doveroso. Poi c'è Alice Forza Alice, stasera ti senti più Alice o più Forza? Non importa, l'importante è che tu sappia esaminare le ragazze in maniera assolutamente ineccepibile, senza lasciarti andare da quelli che sono magari i tuoi gusti personali. Signore e signori, c'è Sonia Forza 1 e Forza 2, Franco Pozzo, consulente d'immagine, basta, solo questo, ce ne voglio un altro, non sto spazio, dicevo, facciamo un applauso alla nostra giuria, pochi ma belli, sono convinto che saprete accogliere con un grandissimo applauso la numero 1. Salve a tutti, mi chiamo Priscilla, ho 16 anni e vengo da Mestre.
alla numero 2, eccola che sta per arrivare. Buonasera a tutti, mi chiamo Ilaria, ho 16 anni e vengo da Pavolo Veneto. Abbiamo incaricato le nostre ragazze, allora stavo per dire che abbiamo incaricato le nostre ragazze anche di un compito ulteriormente difficile, che è quello dell'autopresentazione. Ecco, questo ovviamente servirà a loro per prendere confidenza con il microfono, magari immaginando di arrivare poi ad essere in televisione oppure ad ottenere dei ruoli che possono certamente dare giustizia ed essere importanti per loro, ma serve anche ai nostri amici del pubblico e ai nostri amici della giuria per capire come se la cavano appunto al microfono. Gli applausi adesso li vorrei tutti per la numero 3, prego. Buonasera a tutti, sono Gloria, ho 16 anni e vengo da Merlara. Certamente i vostri applausi sapranno gratificare la presenza della prossima ragazza in gara. Lei è la numero 4. Caspita, è un abbinamento geniale il vostro, vi siete messi d'accordo tutte e due di rosso vestite. Prego, numero 4. Buonasera a tutti, mi chiamo Valeria, ho 17 anni e vengo da Padova.
passo sfrenato, come potete notare. L'altro canto, essere qui in Villa Bovis è sempre motivo di prestigio, è sempre motivo di grandissimo interesse. Vorrei infatti in questo frangente elogiare e decantare la direzione di Villa Bovis, che è l'incrocio della bellezza veneta. Tutte le manifestazioni principali, tutte le manifestazioni di prestigio si svolgono qua, proprio l'incrocio della bellezza, ma non solo, ma anche dell'enogastronomia per quanto riguarda il Veneto e dintorni, e certamente Villa Bovis. Decantando Villa Bovis vorrei però anche decantare i nostri amici, quindi Massimiliano Poletto, vorrei decantare anche Luca, vorrei che ci fosse un grandissimo applauso però per la signora Ines, glielo facciamo tutti quanti insieme, bene amici del pubblico, vorrei che questo vostro calore lo dimostraste anche per la prossima ragazza in gara. Con noi c'è la numero, avanti veloce, numero 5. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 18 anni e sono di Padova. Il suo sorriso e con la sua bellezza naturalmente la numero 6. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 16 anni e vengo da Mestre. La numero 7, di autopresentazione, quindi per questa sorridente ragazza, gli applausi che così vanno sia alle ragazze che sono in passerella sia alla numero 7 che sta per presentarsi. Prego. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 18 anni e vengo da Fontana di Chioggia.
di grande spolvero per quanto riguarda Miss Grand Prix, pur essendo una semplice selezione, perché sappiate che Villa Bovis, che il mercoledì 31 agosto, sappiate che ci sarà la finale vera e propria di Miss Grand Prix, sarà proprio da Villa Bovis che decolleranno le ragazze che poi andranno nel gran finale di Miss Grand Prix, che si svolgerà intorno al 13, 14, 15 settembre. Bene, la gara continua ed è giunto il momento di conoscere. Poi là ragazzi, stasera abbiamo veramente delle bellissime ragazze che voi vorrete applaudire. Maestro, prego. Ingegnere, parlo con lei. L'applauso, ingegnere, premo l'applauso, no? Ma sì, dai, è una bella gioventù, quindi merito di essere applaudito. Prego. Bravo, allora, benissimo, ti sei presentata? No. E allora fallo. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria, ho 16 anni e vengo da qui a Venere 7. Momento di autopresentazione per la prossima ragazza in gara. Buonasera a tutti, mi chiamo Teona, ho 16 anni e vengo da Mestre. Che stanno vivendo queste ragazze mentre si vede
mettono in gioco su questa passerella, certamente un'emozione grandissima. Poi c'è la musica di Euroservice. La gara continua, gli applausi dai, tutti quanti insieme guardate che bellissimo abito che indossa la numero 10. Buonasera a tutti, sono Eleonora, ho 22 anni e vengo da Monselice. Adesso sulla scena c'è lei, pronta a presentarsi con la sua voce veramente radiofonica, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Sandy, ho 16 anni e sono di Mestre. Importante, come giusto che sia, deve avere anche degli sponsor altrettanto importanti. Ebbene, amici del pubblico, sappiate che Miss Grand Prix gode della collaborazione di Cruise Up, abbinamento jeans casual, Alagel, Royal, S Beauty Home Science
cosmetici per capelli, c'è con noi anche Caffè Mocambo, ma soprattutto, amici del pubblico, sappiate che lo sponsor principale di Miss Grand Prix è Ducati Moto, la Ferrari a due ruote. La gara continua ed è con voi la prossima ragazza pronta a raccontarvi il suo nome e insomma tutto ciò che la riguarda. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Jasmine, ho 19 anni e vengo da Treviso. le ragazze che partecipano a questa serata. Ebbene, tra di loro, questa sera appunto ce ne saranno 7 che andranno a casa felici, contenti, raggianti perché avranno conseguito, avranno ottenuto un titolo che permetterà di proseguire con il percorso di Miss Grand Prix a livello nazionale. Però vi devo anche dire che la prima classificata di questa sera, ebbene, insomma, in via del tutto eccezionale, proprio perché siamo nella sontuosa cornice di Villa Bovis, ebbene, abbiamo deciso che la prima classificata, insomma, andrà già direttamente in prefinale nazionale. Però, amici del pubblico, non dimenticate che il 31 agosto, di mercoledì, sarà con il 31 agosto. 31 agosto, mi raccomando, segnate questa data perché deve essere una cosa sconvolgente, perché sappiate che 31 agosto si svolgerà proprio la finale veneta del concorso di Miss Grand Prix, di cui già questa sera state assistendo e notate e vedete appunto quello che è il valore e quella che è la bellezza delle ragazze che partecipano. Noto invece che il microfono sta aspettando la prossima ragazza in gara. L'applauso, vediamo un pochino, voi, sì, applausino, ein Applaus bitte. In tedesco no, si deve presentare. Insomma, è vero, prego. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 17 anni e vengo da Mira. E allora, in questo caso, l'applauso non può davvero mancare.
Grand Prix permette l'accesso alle ragazze dai 15 fino ai 30 anni, pensate un pochino, quindi una forbice molto molto larga. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria, ho 20 anni e sono della Torino. Ecco, abbiamo... prego. Avvicinati, eccola qua, sei pronta a sfilare? Buonasera a tutti, sono Jenny, ho 20 anni e sono di Cavarzere. Direi estremamente importante, ma è giusto così perché insomma qui in Villa Movis insomma Villa Movis sembra di essere negli Emirati Arabi, vero? Dite la verità, insomma un fatto d'insieme ci porta ad essere vacanzieri, anche se Villa Movis è il numero uno dell'enogastronomia, insomma attraverso le manifestazioni di bellezza
essendo anche, come dicevo prima, numero uno per quanto riguarda la bellezza e la simpatia delle ragazze che partecipano ai concorsi più importanti. Bene, amici del pubblico, signore e signori, la gara continua. Guardate che ragazza frizzante, dai, presentazione, perché giustamente il mio amico per quanto riguarda questo è giusto che sia così. Prego. Buonasera a tutti, sono Alice, ho 16 anni e vengo da Verona. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, ho 18 anni e sono di Bassano del Grappa. Con noi la prossima ragazza in gara. Sarà lei a presentarsi e voi ad applaudirla. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 19 anni e vengo da Castelgoberto, in provincia di Vicenza.
Le ragazze che partecipano questa sera potranno dire, insomma, abbiamo avuto in giuria truccatrice, la make-up artist che ha truccato attrici, anche attori, anche perché io sono tutti gli attori di fama internazionale, per cui insomma è motivo anche di emozione per noi sapere che ci sei in giuria. Ma la gara continua. Signor, avete visto che eleganza, veramente io non lo so, mi mancano le parole, me le faccio venire però le parole, perché veramente le ragazze questa sera sono bravissime, preparate, elegantissime e belle. Prego, autopresentazione. Buonasera a tutti, io sono Sara, ho 16 anni e vengo da Occhiobello. Bravissima Sara, giovanissima ma già molto ferrata, molto preparata. Va bene, signore e signori, c'è la prossima ragazza in gara che è la numero 21, eccola. Buonasera a tutti, mi chiamo Angelica, ho 21 anni e vengo da Verona. Ma sentiamo la numero 22. Io sto già guardando il suo sorriso e devo dire che insomma è una bella partenza. Prego, numero 22. Buonasera a tutti,
Sono Eleonora, ho 17 anni e vengo da Vicenza. Numero 23, chissà da dove arriva sta ragazza, devo dire a lei, prego avvicinati. Buonasera a tutti, mi chiamo Vanessa, ho 16 anni e vengo da Brescia.
Prego. Buonasera, sono Nicole, ho 18 anni e vengo da Servazzano dentro Padova. Serata di grande sgombero anche per quanto riguarda i media, perché con noi questa sera abbiamo il nostro fotografo Federico Bolzon e poi con noi questa sera c'è Mario Polesi, esperto di videoclip. Dove Mario? Dove stai? Non lo vedo. No, vabbè, io sono attagliato da questo faro, quindi non lo vedo. E così fa. Porca miseria, guardate, Chetti, guardate che belle ragazze che ci sono, applauditele, ecco con noi sta per presentarsi la numero 26. Buonasera, mi chiamo Elisa, ho 27 anni e vengo da Trento. Quindi non solamente in Veneto, non solamente, l'ho detto io che siamo da Abu Dhabi qua, guardate, caspita. Io sono convinto che c'è la mano di Luca di questa cosa, facciamogli un applauso, mio grande amico, Luca Poletto, esperto di cucina ma anche di fontana. Di meraviglie, la numero 27, che saprà certamente autopresentarsi. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 20 anni e sono di Taglio di Po. E per Taglio di Po io direi che l'applauso ce lo possiamo veramente dedicare.
cantare tutti e tre insieme? Prego. Una torrentina e una bolesana. L'applauso, dai. Oh, non solo autopresentazione, anche autoapplauso, va bene. Allora, 2 secondi solamente per qualche intervento con la giuria.